Buongiorno qui da Radio Voice Trascrar, io sono Pierpaolo Longo, qui alla mia destra il mitico Gigi che sempre mi fa da angelo custode e veniamo da ieri sera con le semifinali dell'Eurovision che sono state un successo, pensate 200 milioni di telespettatori. Gigi, anche noi ci avviciniamo a questa... No, li superiamo, no? Ecco, benissimo. Oggi puntata specialistica perché abbiamo un altro grande ospite che fa parte di quegli sport che con noi condividono questa bella esperienza. Oggi parliamo di arti marziali e in particolare con Luca Bertoncello. Ciao Luca! Buongiorno Pierpaolo, grazie dell'invito. Ecco, Luca è il titolare della sua associazione che è... Sì, la Vinson Academy, in realtà sono il coordinatore nazionale, il maestro e fondatore, il mio maestro, che è Grandmaster Paul Tang, accademia che nasce nel lontano 1992 e quest'anno festeggiamo i 30 anni di attività. Tu pensa quanti termini che ci ha detto, ma adesso nell'arco della nostra ora di puntata tenteremo di esplorare questa filosofia, io devo dire, perché l'arte marziale entra secondo me in un concetto più ampio dello sport stesso, è proprio uno stile di vita, una capacità di gestire il momento e la situazione. Raccontaci cosa fai. Esatto, rappresenta una disciplina, quindi quello che è il Wing Chun Kung Fu, come appunto dice il termine, fa parte di quelli che sono gli stili di Kung Fu, anche se erroneamente si indica il Kung Fu come stili, perché Kung Fu in realtà significa esclusivamente, diciamo, duro lavoro o impegno per andare a realizzare un qualcosa, quindi se vogliamo per raggiungere una perfezione o simile. Quindi questo è cosa significa concettualmente Kung Fu. Però diciamo che è stato raggruppato, è stato associato a un gruppo di stili, tra cui anche il Wing Chun. Il Wing Chun è la disciplina che insegno, nasce circa 450 anni fa ad opera di una monaca guerriera. Siamo giovani. Monaca? Da una monaca, una donna, quindi. Allora, avevamo l'arciere donna prima Olimpiade, sì, nella storia delle Olimpiadi, e adesso scopriamo che una monaca è la fondatrice del Wing Chun. Poi mi piace molto questo significato del Kung Fu. Tu parli con una persona purtroppo un po' ignorante, nel senso che a me viene in mente Kung Fu Panda, che però per tutti i ragazzi e soprattutto ricordo Silvia Edo che ci insegnano sotto questo aspetto, però rimarca questo concetto di impegno. Esatto, è quello che è proprio il fulcro, è la disciplina a portare un risultato. Quindi volendo anche una persona che lavora come tecnico o come qualsiasi cosa, impegnandosi a fondo al Kung Fu in sé, quindi il concetto è quello. Siamo qui però con Luca Bertoncello, coordinatore di una società appunto che sviluppa una delle arti marziali, e siamo un po' curiosi a quanti anni ci si può affacciare l'arte marziale. Allora, diciamo nello specifico, per quanto riguarda il Wing Chun, partiamo dagli 11-12 anni in su. Caspita, giovanissimi. Sì, diciamo che sotto è un po'... non è molto consigliata, perché a livello caratteriale sicuramente rafforzerebbe il ragazzo sotto a quell'età, ma a livello di mente non è ancora formata per comprendere i principi, perché è una disciplina abbastanza fondata sui principi, quindi non è molto semplice, non è coreografa dove puoi dire ok, faccio i salti, faccio i lunghi, faccio le acrobazie. È abbastanza, insomma, complessa nella sua semplicità, nel senso che comunque bisogna stare attenti quando si pratica, perché si va sempre a corta distanza, quindi si va a contatto, e quindi bisogna stare un po' attenti. Sicura, perché comunque si allena in sicurezza e quant'altro, però comunque insomma ci vuole un po' di testa. E con età massima diciamo che non c'è, si può arrivare tranquillamente fino ai 60, 65, 70 anni. Ho avuto allievi che hanno iniziato anche a 62, sono arrivati fino a 64, 65 anni, insomma, quindi tutte le età vanno bene, quindi le iscrizioni sono aperte anche per gente come noi che non hanno mai toccato. E sia uomini che donne soprattutto. Ecco, poi appunto lasciamo questa curiosità sul concetto delle donne, perché c'è un'iniziativa molto importante di cui sei fautore, ma la cosa che mi interessava proprio in quello che dicevi è proprio la conoscenza di sé, del corpo e del corpo all'interno dello spazio, che non è una cosa così istintiva, soprattutto per i ragazzini che dopo 2 anni effettivamente di dad e casa finalmente tentano di riconoscere quella che è la loro posizione all'interno della realtà, vero Luca? Sì, ti dà, diciamo, la pratica ti dà una consapevolezza di te, quindi sia a livello fisico inizialmente, dopo chiaramente anche a livello mentale, perché 2 cose sono comunque collegate, quindi diciamo che è una pratica che attraverso quelli che sono i fondamentali all'inizio e dopo attraverso i lavori in coppia, attraverso tutta una serie di esercizi, forme eccetera eccetera, ti dà questa consapevolezza e ti fa capire
che in realtà sai poco di te stesso, e quindi man mano che prosegui con il tuo percorso ti comprendi sempre un po' di più. E che differenza c'è? Ogni disciplina ha la sua peculiarità, chiaramente. Il Wingsuit si basa sulla corta distanza, quindi su un fatto di lavoro e di continuo allenamento sulla cortissima distanza, il che fa di questo una disciplina particolarmente adatta alla difesa personale. Dopodiché un'altra particolarità è che utilizza simultaneamente tecniche di difesa e attacco, chiamiamolo così, contrattacco più che attacco, ovvero mi chiudo da un'aggressione o da un colpo, può essere un gancio, qualsiasi cosa, mentre vado a colpire l'avversario. Non prima chiudo e poi colpisco. Dopo, rispetto appunto a altre discipline, non fa uso di leve, fa uso molto poco di leve articolari, quindi diciamo è molto più secca e molto più, come si dice, molto più fulminea, ecco, diciamo così, istantanea, ecco. Sì, proprio. diciamo che Bruce Lee, che è uno che ha cominciato con il Wingsuit, aveva una metafora molto particolare tra il Kung Fu in generale, in questo caso il Wingsuit, perché lui aveva iniziato con questo, e le arti marziali tradizionali, che ad esempio il karate. Diceva, il karate è come una sbarra di ferro, quindi è rigida, ma quando ti arriva, ti arriva. Il Wingsuit, il Kung Fu, è una catena, diciamo, di ferro con all'estremità una pala chiodata. Questo diciamo, per capire un po' la differenza. Sembra di vedere il film Kill Bill. Esatto, né uno né l'altro, però insomma non ti fa sperare tanto bene, insomma. È Interessante. Grazie per questo. Sì, è una metafora esempio, che fa capire anche di esatto. più di molte altre parole, insomma. Esatto, perché io sul secco, arti lunghi, arti corti, mi ero già un pochino perso. No, beh, certo, ma invece siamo tanto curiosi, visto che il nostro pubblico è di maggioranza femminile. Bravo. Dobbiamo anche dire quello che parleremo nel prossimo blocco, quando Perché possiamo Luca, essere- esatto, è un diffusore dell'arte marziale, anche pro bono e soprattutto sull'autodifesa, in particolare sull'autodifesa femminile, vero? Esatto, abbiamo un metodo che fondamentalmente è un estratto di quello che è il Wingsuit, quindi utilizza i principi del Wingsuit, ma chiaramente tralascia quelle che sono le forme e tutta la parte tradizionale, con il quale diamo un'infarinatura alle donne sul fatto di sapersi difendere. Ho un'altra curiosità, che tu prima mi avevi lanciato la lancia, Gigi, e ci sono tante arti marziali, ma perché io dovrei andare a scegliere il Wingsuit? Bravo. In realtà non devi sceglierlo, devi provarlo e se lo senti tuo lo pratichi, altrimenti no. Vedi, questo mi piace perché noi sportivi non siamo per niente commerciali, perché se io avessi fatto questa stessa domanda a un qualsiasi fornitore mi avrebbe proposto l'allineamento planetario di Nettuno in Plutone. Però grazie Luca, questo lo apprezzo veramente tanto. Bene, qualche curiosità. Sì, allora, già detto il fatto che nasce da una donna, che è una cosa molto importante, quindi appunto è estremamente adatto. Dopo questa è una leggenda, in realtà la storia è tutt'altro. Purtroppo fino al 1800 non si hanno tanti riscontri, diciamo, storici scritti, quindi si va un po' sulla leggenda. Alcuni dicono che sicuramente è stato sviluppato, che sia stato creato proprio in funzione anti-Qing. I Qing era un governo che ha invaso la Cina, un governo usurpatore, perché ai cinesi non piaceva, una sorta di dittatura in sostanza, e quindi i gruppi, diciamo, di ribelli si racconta che abbiano creato questa disciplina per combattere gli aggressori, quindi... Pensate, le idee migliori partono proprio dall'autodifesa. E poi sfatiamo, insomma, un mito, un luogo comune. L'arte marziale non è mai offensiva, giusto Luca? Ce lo accennavi prima, ma a me interessa questa cosa. Sì, quando mi fanno questa domanda, ma il Wingsuit serve per offendere o per difendere? Io rispondo sempre, dipende dalla tua testa. Sì. Alla fine siamo noi, quelli che fanno l'ago della bilancia, no? Tu un coltello lo puoi utilizzare per tagliare il formaggio o lo puoi utilizzare per fare danno a una persona, dipende sempre dalla tua testa. Vedi. Quindi insomma siamo noi l'arma di noi stessi. Quindi Assolutamente. quello che si diceva, l'educazione, la cultura di saper gestire quello che noi siamo, in un senso o nell'altro. Sai che gli ho chiesto, intanto che tu eri fuori in pausa caffè, gli ho chiesto se anche nella loro disciplina ci sono i vari stadi, se le varie cinture. Bravo, io non lo so. Adesso te lo spiegherà subito dopo la prossima Sì, canzone. perché siamo lì. Stavamo proprio parlando, mentre ascoltavamo questa di David Guetta, di un interessante argomento. Vai Luca. Che argomento era? Vedi che riesco a fregare. Il io bello la- della diretta. Il bello della diretta, assolutamente sì. No, stavamo appunto parlando che le arti marziali si adattano a qualsiasi tipologia di terreno, non c'è I un passaggi anche delle cinture. i passaggi delle cinture e soprattutto non c'è come si parlava con gli arcieri, una fee d'ingresso onerosa, è adatta a tutti. Ma mi interessava di più questa cosa delle cinture, dei Sì, livelli. Intanto vedo che sei stato attento, quindi questa è una bella cosa.
Sì, fondamentalmente fa parte, appunto, come di tutte le discipline marziali tradizionali, utilizza le cinture, diciamo delle fascette nel nostro caso, quindi non sono delle cinture vere e proprie, sono delle fascette che comodamente si vanno ad attaccare ai pantaloni. La divisa è una, diciamo, tutta la ginnastica molto moderna, molto slim, quindi anche veste bene, e queste si attaccano là, però comunque rappresentano il livello di un praticante. Quindi questo è importante soprattutto sui livelli allievi, anche sui livelli, diciamo, insegnanti, ma anche soprattutto sui livelli allievi. Perché? Perché io dico sempre ai miei allievi, se voi dovete arrivare in una montagna, ad esempio, faccio esempio del Grappa, se voi dovete arrivare in Grappa non potete farla tutta su un colpo, ok? Ci sono gli atleti che la fanno, ma uno che è iniziate deve farlo un po' alla volta e deve guardarsi indietro. Quindi a un certo punto fai la sosta, quindi le fascette, gli esami di livello sono quelli che rappresentano quella sosta. Ti guardi verso il basso, vedi dove sei arrivato, vedi quanta strada hai ancora da fare, ma comunque sei già arrivato fino a là. Quindi diciamo sono delle tappe intermedie che sono importanti, quindi a Cina un tempo si diceva che le fasce servivano solo per chiudere i pantaloni, no? Per tenere i pantaloni. È vero che lo utilizzavano per questo, ma in Cina al tempo avevano un'altra impostazione marziale, quindi per quanto ci riguarda, se non hai delle tappe intermedie è un po' difficile proseguire la pratica, soprattutto i primi anni. Luca, ma perché arriva tutto dalla Cina? Perché la Cina è stata, in quel periodo storico, è stata la culla della civiltà, l'Oriente in particolare, perché dopo anche lì comunque dalla Cina sembra che abbia avuto una grossa influenza dell'India, non tutti lo sanno, ma probabilmente gran parte delle arti marziali è arrivato dall'India, e comunque i primi monaci buddisti arrivavano dall'India, e sì, questi non portavano solo l'insegnamento del Dharma, ma portavano anche degli esercizi che arrivavano, diciamo, da delle discipline ancora più antiche, che comunque dopo sono integrate con quelle autoctone che c'erano in Cina, insomma, in sostanza. Le tre filosofie principali, confucianesimo, buddismo e taoismo, nascono lì, nascono in Oriente e hanno avuto un grosso sviluppo in tutti noi nel mondo, quindi perché diciamo che anche in Occidente ci sono stati vari sviluppi, le arti marziali fondamentalmente quelle più importanti nascono in Cina. Certo, una bella storia oserei dire. Eccoci ritornati, Luca, parlami dei ragazzi. I ragazzi durante questi 2 anni hanno subito una botta non indifferente a livello morale, a livello di proprio gestione anche loro mentale, chiaramente avendo avuto tutte queste restrizioni. Già noi adulti ne abbiamo risentito, figuriamoci i ragazzi, e questo purtroppo lo vediamo nei risultati di quello che sta accadendo. La disciplina marziale, come il Wing Tsun o comunque qualsiasi disciplina marziale, se insegnata da un bravo insegnante, da un bravo maestro, chiaramente, può impartire ai ragazzi una disciplina, una linea, una visione, un modo di vivere che li rende sicuramente più sicuri, più saldi, più retti, e quindi questa è una cosa molto importante. E quindi se le mamme o i ragazzi o noi, diciamo... Io mi sono accorto adesso che c'è la maglietta di Wing Tsun. Adesso mi sono accorto, la voglio anch'io. E Gigi ci ha anche portato l'omaggio qui in radio, siamo proprio fortunati. Come fanno a contattarti, Luca? Dove devono arrivare a te? Allora, noi siamo presenti su tutti i canali. Il nostro sito dell'Accademia ufficiale è www.vta-i.org, e questo è il sito ufficiale dell'Accademia. Dopodiché trovate su Facebook la pagina ufficiale di Wing Tsun Academy Italia, che è appunto la nostra pagina ufficiale, e dopodiché tutti i nostri riferimenti, quindi Luca Bertoncello trovate tranquillamente su Facebook, su Instagram, su Twitter, su YouTube, trovate quello che volete. E poi ti chiedo l'amicizia subito. E Luca, io ti ringrazio veramente tanto per la tua partecipazione oggi, ti lascio giusto questi 30 secondi se devi salutare qualcuno, se hai il piacere di condividere un altro tuo pensiero, perché noi siamo qui che... E abbiamo la sorpresa adesso tra poco. Sì. Sì, grazie a voi per l'invito, Pierpaolo, è stato molto piacevole venire a parlare qui oggi. E sì, una cosa importante, mi appello un po' a tutto il pubblico che ci segue, cercate comunque di restare in linea, cercare di restare equilibrati, perché comunque sono stati 2 periodi particolari, 2 anni di periodo particolare. Adesso dobbiamo rinascere, dobbiamo ripartire, quindi lo spettacolo deve continuare.